classico concorso ippico che si svolge ormai da tantissimi anni, tutti gli anni a Piazza di Siena di questo periodo. Apertura come di consueto con un po' di pioggia, e come di consueto la telecronaca è affidata a Claudio Icardi. Amici all'ascolto, buonasera da Piazza di Siena. Il concorso ippico internazionale romano, giunto alla 57esima edizione, presenta un connotato insolito. Si comincia di mercoledì. Di consueto invece c'è il tempo sempre sfavorevole. Possiamo dire che la giornata di oggi presenta i toni e i colori di un novembre mite piuttosto che di un fine aprile capriccioso. Stiamo seguendo il barrage del Premio Comune di Roma assessorato allo sport, un barrage al quale si sono qualificati 25 binomi, fra cui 9 italiani. In campo per la Francia Pierre Durand in sella Japlou Delouze, il binomio che ha vinto la medaglia d'oro nella prova individuale alle ultime Olimpiadi di Seul. In precedenza nel barrage abbiamo seguito la prestazione di Stefano Cesaretto in sella Lewis, che ha ottenuto 4 penalità. Vi ricordo che in caso di ulteriore parità fra 2 o più concorrenti classificherà il tempo. Seguiamo Pierre Durand, che abbiamo già visto impegnato con il suo Japlou Delouze a Cervia. Percorso netto per il binomio francese. Purtroppo non funziona il tabellone elettronico, dunque dobbiamo fare attenzione anche allo speaker per ricavare il tempo 37,02 per Pierre Durand. In campo ora per l'Italia Uberto Lupinetti su Temple Gear. In precedenza il premio delle Azzalee, categoria tempo, ha fatto registrare un successo francese con Hubert Bourdi su Milou de Soubligny, percorso netto in 55,22, poi al secondo posto Bizzy Patton, Stati Uniti, su Elliot Ness, percorso netto 56,44, poi al terzo posto il tedesco Peter Weinberg su Just Malone, percorso netto in 56,64. In quarta posizione Johan Heinz per l'Olanda su Salut, poi il quinto posto il primo dei cavalieri azzurri Filippo Moyerson in sella a cavallo Magazine Duganò, percorso netto in 57,95. Ora seguiamo Uberto Lupinetti su Temple Gear. Uberto Lupinetti, un cavaliere nato nel 1952 di origine maremmana, 41,39 per Lupinetti, il percorso senza errori. Dunque la classifica provvisoria di questo premio Comune di Roma assessorato allo sport è guidata da Pierre Durand e Japlou Delouze. Prima di inoltrarci a seguire le caratteristiche del percorso, vorrei fare una tiratina d'orecchi a uno dei più grandi cavalieri italiani di tutti i tempi, Vittorio Orlandi, che si è cimentato senza troppa fortuna in questa categoria. Allora Vittorio, non è andata troppo bene, no? No, non è andato molto bene. Comunque sono molto contento del primo cavallo che ho montato, che è una cavalla giovane, si chiama Flicca, che è una cavalla che credo possa avere un futuro molto importante. Mentre su Nick, che è un cavallo abbastanza di temperamento nervoso, a volte è abbastanza difficile. Io mi sono permesso di tirargli le orecchie perché tra noi c'è credo una stima reciproca, una simpatia, e poi si tratta di un cavaliere al di sopra di ogni sospetto, che tanto ha dato per l'equitazione non solo italiana. Ora il prossimo concorrente in campo dovrebbe essere un portoghese, Manuel Malta da Costa, in sella a Nestor.
La seconda domanda che vorrei rivolgere al Cavaliere Orlandi necessita una premessa. L'edizione numero 57 di Piazza di Siena è un'edizione di rinnovamento, c'è stato un rinnovamento ai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri. L'avvocato Lino Sordelli ha ceduto il testimone a Mauro Checcoli, lo ricordiamo, argento a Tokyo nel 64 nella specialità del concorso completo, e Graziano Mancinelli è il responsabile tecnico del settore salto ostacoli. Al Cavaliere Orlandi vorrei chiedere innanzitutto che aria si respira nella squadra e quali sono le linee politiche adottate dalla nuova gestione fino a questo momento. Ma direi che un clima più che ottimo, c'è un'estrema serenità e una propensione al lavoro molto serio. La federazione ha già assunto un determinato atteggiamento di grosso aiuto nei confronti dei cavalieri, grosso aiuto sia tecnico, mettendo come responsabile tecnico il Cavaliere Mancinelli, e poi aiuti anche economici, però che premiano particolarmente i successi, e quindi diciamo che ogni cavaliere deve industriarsi in ogni senso per poter arrivare al successo, dove arrivando sarebbe premiato anche economicamente. Intanto non è andata molto bene neppure a Manuel Malta da Costa, 8 penalità al barrage. Fra poco vedremo per la Francia Hervé Godignon su Moët Chandon la Belletière. Diamo un'occhiata dunque al tracciato. Il percorso base era articolato su 12 ostacoli, fra cui una gabbia e una doppia gabbia. Ora si devono superare l'ostacolo numero 1, che è un largo, poi il 3, un altro largo, quindi il primo elemento della gabbia, un altro largo, quindi si passa al numero 7, che è un verticale su cancello, poi un altro verticale, il numero 8, quindi un largo numero 9. Del numero 8 sono stati mantenuti il secondo e il terzo elemento di quella che originariamente era una doppia gabbia. Per la Francia, Hervé Godignon su Moët Chandon la Belletière, tempo da battere in caso di percorso netto il 37,02 di Pierre Durand. 57esima edizione snobbata dal sole ma nobilitata dalla presenza dello squadrone statunitense. Fino all'ultimo momento la squadra americana non era sicura della sua partecipazione, c'erano dei problemi che riguardavano dei permessi sanitari legati a... Intanto segnaliamo il netto di Hervé Godignon in 41,40, un tempo che non avvicina il 37,02 di Pierre Durand. Intanto la squadra esterna di Ancona, pilotata da Roberto Gambuti, ci propone una fase rallentata del percorso del cavaliere francese. Vi dicevo, c'era in giro negli Stati Uniti una encefalomielite equina, poi il Ministero della Sanità ha dato il permesso, e fra uno sciopero e l'altro delle compagnie aeree i cavalieri americani sono riusciti a giungere qui a Piazza di Siena. Naturalmente il fiore all'occhiello della squadra è rappresentato da Joe Fargis, che ricordiamo medaglia d'oro a Los Angeles nella gara individuale. Dopo Hervé Godignon, Stanny Van Passion per il Belgio in sella a Intermezzo, che è un cavallo di origine tedesca di 14 anni. È già tagliato fuori per la conquista della prima posizione Van Passion, 4 penalità per lui, un errore al largo numero 3,
Rimangono 4 le penalità per il cavaliere belga nel tempo di 38,11. Sempre in testa Pierre Durand con Japlou Delouze. Puntuale il replay dell'errore del binomio belga. Un altro belga in campo, Eric Vauter, in sella a Malaisin de Lozel. Con Vittorio Orlandi vorrei parlare proprio dell'oro a Seul di Pierre Durand e Japlou Delouze, che sono stati sconfitti da Giorgio Nuti e da Lerri proprio a Cervia. È una rondine che può far primavera, a tuo giudizio? Beh, ogni vittoria è una rondine che fa primavera, indubbiamente. Direi che comunque Japlou Delouze è Japlou Delouze, ciò non toglie che in quella determinata gara questo è quello che è successo. Io sono un estremo ammiratore poi fra l'altro di Japlou Delouze, perché è un cavallo del tutto commovente, perché è un piccolissimo cavallo con una volontà enorme, con un coraggio enorme, qualità che molto difficilmente un cavaliere può vedere nella propria vita altri soggetti di questo genere. Quindi è un cavallo che richiama ogni tipo di sentimento di rispetto e di ammirazione. Ciò non toglie che Nuti è stato indubbiamente molto bravo in quel giorno. Indubbiamente, ed ora seguiamo la fatica bagnata sotto la pioggia di Eric Vauter, che combina un piccolo disastro. È stato disarcionato da Malaisin de Lozel, che galoppa in libertà. Vediamo se gli inservienti riusciranno a ricondurlo alla ragione. Ci riescono in effetti senza troppi sforzi. Un cavallo che, come si dice in gergo, sa leggere e scrivere. Comunque a questo punto il cavaliere belga sarà costretto al ritiro. Eric Vauter, un cavaliere che abbiamo visto diversi anni all'opera nel concorso ippico romano. Approfitto di questa breve pausa prima che faccia il suo ingresso in campo il prossimo concorrente. Si tratta di Duccio Bartalucci, per ricordarvi quali sono gli appuntamenti più interessanti, più attesi di questa 57esima edizione del Xio Romano. In pratica tutti i big events slittano di un giorno, quindi avremo venerdì la Coppa delle Nazioni con presenti 9 squadre ufficiali: Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Svizzera, Stati Uniti e Italia. Sabato la prova di Potenza, una delle più spettacolari. Domenica il Gran Premio Roma. Quindi lunedì il concorso ippico perderà la sua etichetta di internazionalità, dedicherà la giornata al cavallo italiano e sono previsti il Premio Unire e il tradizionale carosello dei carabinieri. Intanto è entrato in campo Duccio Bartalucci in sella a Spiller Windsor. Buono il suo percorso sul tracciato base. Duccio Bartalucci vive da diverso tempo a Roma, ma è nato a Modena nel 52 e ha esordito giovane, a 20 anni, in Coppa delle Nazioni. Da quel momento ha collezionato 21 presenze. Lo ricordiamo, vincitore degli assoluti nel 1980, medaglia d'argento nel 79, bronzo nel 72. Spiller Windsor va ad affrontare il largo che è proprio sotto la nostra postazione. Duccio Bartalucci deve tener conto anche del tempo, infatti il 37.02 di Pierre Durand può già costituire un'ipoteca sul successo finale in questo premio Comune di Roma assessorato allo sport. Bene anche sul verticale, che originariamente era un elemento della doppia gabbia. Percorso netto in 40,39. Si classifica al secondo posto della classifica della graduatoria provvisoria. 40,39 si inserisce al secondo posto della classifica provvisoria. Meglio di lui dunque solo Pierre Durand. Ora è la volta
di Betsy Patton per gli Stati Uniti in sella Northern Magic, un cavallo di 8 anni di origine tedesca. Orlandi, mi pare che la squadra americana non sia venuta proprio con i cavalli numeri 1. Ma comunque sì, anche i numeri 2 americani sono sempre forti, quindi vedremo sempre un bellissimo spettacolo, cosa che ci hanno già fatto vedere fino a poco tempo fa. Vediamo dunque Betsy Patton e Northern Magic. Primo ostacolo, un passaggio di sentiero piuttosto impegnativo, sfiorato con l'anteriore da Northern Magic, bene anche sull'altro largo. Ora il verticale numero 4. Avete visto la curva repentina cui è stata costretta l'amazzone americana. Bisogna sveltire il passo per cercare di entrare in classifica. Un brivido al verticale. Ora c'è l'ostacolo conclusivo. 36,01, si porta al comando. 36,01, percorso netto. Dunque Betsy Patton conduce la classifica provvisoria e ha sopravanzato Pierre Durand e Japlou Delouze a Seul. 36,01. 36,01 conduce la classifica provvisoria. Giustamente il nostro regista Gambuti dedica un'inquadratura rallentata in primissimo piano a questa amazzone. Gli Stati Uniti del resto si sono già messi in evidenza in questa giornata, ottenendo con la stessa Betsy Patton un secondo posto nel premio Azalee categoria a tempo. E il premio Azalee è tradizionalmente la gara che apre il concorso ippico romano e che dà un po', se mi è consentito, il profumo all'intero concorso. Dopo Betsy Patton, Steve Van de Walle per il Belgio in sella a Domino Primo. Steve Van de Walle è nato nel 67, si è sposato recentemente lo scorso anno, è stato presente a Piazza di Siena nel 1987, compromette già la sua gara con il primo errore. Medaglia d'oro, lo ricordo, a squadre, medaglia d'argento individuale ai campionati Europa Juniores, ha due hobby, il tennis e il calcio. Il tempo è di 34,47, comunque non è un percorso netto, quindi Steve Van de Walle non può insidiare la leadership di Betsy Patton. Orlandi, allora venerdì Coppa delle Nazioni. Mi pare che il sorteggio abbia stabilito che l'Italia scenderà in campo per ultima, nona delle 9 nazioni in gara. Sì, speriamo che il pronostico sia rovescio. In ogni caso è una squadra che sicuramente è molto positiva, si sta dimostrando anche in questa gara di oggi estremamente precisa, e ricordiamo che comunque ci vuole sempre una buona dose di fortuna in queste circostanze. Ora un altro binomio statunitense, Debbie Dolan in sella a VIP, e vediamo se i due riusciranno a essere very important person anche in questo barrage. Senza particolari difficoltà il loro percorso base, d'altronde non si trattava di un tracciato molto impegnativo. A livello individuale vedremo a Piazza di Siena anche cavalieri argentini, portoghesi, spagnoli e australiani. Bene anche sul verticale, ultimo insidia, 35,86,
sempre meglio, Debbie Dolan E con 35 il tempo di 35 e 86 si porta al comando della classifica provvisoria in sella a VIP. Al secondo posto Betsy Patton, sempre per gli Stati Uniti in sella a Northern Magic, e al terzo il francese Pierre Durand su Japlou de Luz. Dunque si profila un duello a stelle strisce, in prima posizione Debbie Dolan, in seconda Betsy Patton. Stavamo parlando della Coppa delle Nazioni in programma venerdì. I 5 atleti che fanno parte dell'equipe ufficiale italiana, 4 titolari e una riserva, sono Giorgio Nuti, Diego De Rio, Uberto Lupinetti, Giovanni Molin, Stefano Carli. Ma vedremo all'opera anche altri 23 cavalieri selezionati e scelti soprattutto in base alle prestazioni ottenute nei concorsi di Monza, Cervia e Merano, anche se quest'ultimo è stato incompleto, avversato dal maltempo. Dopo il netto di Debbie Dolan, che conduce la classifica provvisoria, dovremo vedere un cavaliere belga. Si tratta di Jean-Claude Vangenberg su Queen of Diamonds. dovrebbe entrare il numero 73, Queens of Diamonds. Si fa attendere Jean-Claude Vangenberg. Il fatto ci dà il tempo per fare l'identikit di questo cavaliere, che è nato nel 1962, monta da quando era giovanissimo, addirittura da quando aveva 11 anni, ed è allievo dell'americano George Morris. Ha vinto nel 1980 i campionati juniores di Le Vaudreuil. Intanto le nostre telecamere si soffermano con in campo per il Belgio interesse Jean-Claude con Queens of Diamonds, numero 73. sugli audaci che hanno sfidato il tempo veramente fastidioso per godersi questo spettacolo. Ecco finalmente Jean-Claude Vangenberg. Che potrà disporre anche di un saltatore come Piquet. Mi dice il cavaliere Orlandi che è stato venduto Piquet. È stato venduto in America. La potenza del dollaro. Indubbiamente. Intanto c'è già il primo errore per Jean-Claude Vangenberg. Chi sarà a tuo giudizio il cavallo più corteggiato? Abbiamo visto negli scorsi anni soggetti come Apache mandare in delirio un po' tutti. Per me rimane Japlou. È in campo per l'Italia Uberto Lupinetti con Kings High, numero 74. Questa volta proprio Vittorio commenterà il percorso del suo collega e credo amico, no? Sì, molto amico. Uberto è sempre stato un cavaliere molto serio, molto impegnato per Piazza di Siena, perché proprio i concorsi precedenti di Piazza di Siena sembra che si risvegli e riesce sempre a trarre il meglio di se stesso, e fino adesso ha fatto un ottimo percorso già col suo Saura. Questo è un cavallo abbastanza difficile perché ha un atteggiamento piuttosto eretto, piuttosto con la schiena piuttosto rovesciata, quindi ha un avvicinamento difficile al salto. È un cavallo volonteroso. Pensi che a questo punto il terreno sia molto insidioso oppure ancora abbastanza praticabile? No, è ottimo perché è venuto appena uno spruzzo di acqua insignificante. Ecco che purtroppo ha già commesso una penalità. Come dico, è un cavallo piuttosto difficile da condurre alla precisione, anche se è molto volonteroso, e termina il suo percorso con 8 penalità. Occupiamoci di Hervé Godignon per la Francia in sella Moët Chandon, Pimpin, Du Vallon. Un binomio in rima. Hervé Godignon
un veterano del concorso ippico romano, monta nell'occasione questo sauro sfacciato di corporatura molto robusta. Sottolinea Orlandi che sta attaccando e in effetti ha nel mirino il percorso netto in 35,86 di Debbie Dolan per gli Stati Uniti. Estremamente concentrato il cavaliere francese, 34,25. 34,25 si porta al comando. Primo in classifica provvisoria con 34,25 ben montato da Hervé Godignon. Dunque, ricapitoliamo. Al comando Hervé Godignon per la Francia, in sella Moët Chandon Pampin du Vallon. In seconda posizione per gli Stati Uniti Debbie Dolan in sella a VIP. In terza posizione Betsy Patton per gli Stati Uniti ancora in sella a Northern Magic. Dunque non si arrendono i francesi, aveva iniziato bene Pierre Durand, poi era stato scalzato dalla prima posizione dai due binomi americani ed ora Hervé Godignon ha ristabilito le distanze con un applaudito percorso netto in 34,25. Per l'Austria Boris Bohr in sella a Monaco F. Boris Bohr ha 37 anni, nel 1988 si è imposto qui a Piazza di Siena nella prova di potenza. Con il posteriore Monaco F ha urtato la barriera del largo, 4 penalità per Boris Bohr, che dunque accantona i sogni di successo. Comunque va diligentemente a completare il suo percorso Boris Bohr. Rimane da superare l'ultimo ostacolo, 44,48 il tempo. 4 penalità per Boris Bohr. Ed ora uno dei binomi su cui la squadra azzurra fa più affidamento. Si tratta di Giorgio Nuti e Larry. Un momento da gustare fino in fondo. Giorgio Nuti ha 33 anni, è di Monza e insieme al padre dirige un centro ippico vicino alla Villa Reale. Per quanto riguarda la sua esperienza internazionale vi posso dire che ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal nel 76 e a quelle di Los Angeles nel 1984. Non a quelle di Seoul, perché gli appassionati purtroppo sanno che l'equipe italiana non era presente ai giochi coreani e questa è una macchia che certamente deve essere cancellata. Vittorio, viene considerato rifiuto questo? Purtroppo sì. E allora anche Giorgio Nuti e Larry non cominciano col piede giusto. Speriamo almeno di avere la soddisfazione di salutare un percorso netto dopo questa riottosità. Vedete che ormai il cavaliere italiano non pigia più sull'acceleratore, se la prende comoda. Bene sul largo d'ingresso, bene anche sul verticale, rimane un'insidia per Giorgio Nuti. Superata, è davvero un peccato, no Vittorio? Comunque sì, non si tratta di un rifiuto, viene considerato come rifiuto, quindi 3 penalità, però in effetti il cavaliere ha cercato di fare una girata e si è accorto che non era opportuno quel tipo di girata, ha cercato di rettificare ma era troppo in ritardo. Dunque Larry assolutamente incolpevole. D'altronde avranno modo i due in questi giorni di gare di perfezionare il loro già ottimo affiatamento. E dopo Giorgio Nuti, Walter Gabatuller per la Svizzera in sella Moët Chandon Prince Charming.
La formazione rosso-crociata tiene moltissimo alla Coppa delle Nazioni, del resto si tratta di un traguardo prestigioso che attira le fantasie un po' di tutti i partecipanti, però devo dire che gli elvetici si sono sempre dimostrati sensibili al richiamo del concorso romano e in questo caso anche dell'ostacolo che ha teso un tranello a Gabatuller e a Prince Charming. Esce di classifica dunque anche il binomio svizzero, che completa il suo percorso con tranquillità. 4 penalità nel tempo di 40 e 34, 11° posto. Classifica provvisoria sempre guidata da Hervé Godignon per la Francia, in seconda posizione Debbie Dolan, Stati Uniti, in sella VIP, poi al terzo posto Bizzy Patton, americana, in sella a Northern Magic. Vediamo se qualcuno riuscirà a far meglio di Godignon. Abbiamo la possibilità di vedere un altro cavaliere italiano, Diego De Rio, in sella a Loro Piana Petit Pas de Pommier. Diego De Rio, Vittorio, lo ricordiamo, protagonista di una splendida prova di potenza qui a Piazza di Siena. Sì, con il suo vecchio Fanando, che era un cavallo che aveva dei mezzi molto fuori dal comune e con un cuore indubbiamente estremamente generoso. Purtroppo questo cavallo non è più, credo che a causa di una malattia sia stato poi soppresso, una malattia incurabile, e quindi adesso io si accontenta del suo Petit Pas, che è un cavallo estremamente diligente ma di tutt'altro genere rispetto a Fanando agli effetti dei mezzi. È un cavallo molto bravo, molto normalmente preciso. In questo momento ha commesso una penalità. Sì, al verticale con Cancello, se non erro. Sì, termina il suo percorso sulle tavole, effettuando un percorso con 4 penalità. 4 penalità per Diego De Rio nel tempo di 38,99. Ed ora tocca a un altro francese, si tratta di Michel Robert, in sella a Péquigné Nidamour II. Per la Francia è in campo Michel Robert con Péquigné Nidamour II, numero 106. Michel Robert è nato nel 1948, campione di Francia nella specialità del completo. È passato al salto ostacoli nell'82, ha cominciato a far parte della squadra ufficiale e ha vinto la Coppa delle Nazioni a Roma. Nell'83 ha vinto i grandi premi di Reims e di La Baule ed è stato campione di Francia. Bronzo a squadre ai campionati del mondo 1986. Michel Robert non è riuscito comunque a bissare il percorso netto, ha superato le tavole, dunque 4 penalità nel tempo di 34 secondi. 4 penalità. Il tempo di 34 secondi gli avrebbe consentito la vittoria, però certamente chi vuole mantenere un ritmo tale che gli possa consentire la vittoria si espone a un maggior numero di rischi. Dunque annotiamo anche le 4 penalità di Michel Robert, che è andato vicinissimo a insidiare la leadership del connazionale Hervé Godignon. Ripeto, il tempo da battere 34,25.
Ora in campo per la Germania federale René Tebbel su Well Done, ben fatto. Cavallo piuttosto pigro che ha bisogno di sollecitazioni per rivelarsi competitivo. Bisogna tenere d'occhio il cronometro, 33,97, e passa al comando della classifica provvisoria. Well Done, veramente ben fatto, 33,97 per pochi centesimi di secondo. René Tebbel si pone in testa alla classifica provvisoria e merita il replay di rito. Dunque al comando un cavaliere tedesco che si è intromesso nel dialogo, nella diatriba fra Francia e Stati Uniti. In seconda posizione Hervé Godignon, poi scivola in terza posizione Debbie Dolan per gli Stati Uniti e in quarta Betsy Patton, sempre per la formazione americana. Ora un olandese, Erik van den Vleuten su Greffin. Dopo il cavaliere olandese dovremo ancora seguire Filippo Moyerson, poi Massimiliano Baroni, Thomas Fruman e Giorgio Nuti. Dunque degli ultimi 4 binomi qualificati per il barrage, 3 sono azzurri. Da battere il 33,97 di René Tebbel in sella Well Done. 4 penalità intanto per Erik van den Vleuten. Tempo 37-34. Ed ora è la volta di Filippo Moyerson per l'Italia in sella a l'As de Chabaudière. Vittorio, Filippo Moyerson ha avuto un periodo di splendore quando ha legato le sue sorti ad Adam. Ora dispone di un cavallo a quei livelli oppure sta ancora cercando il partner ideale? No, non dispone di un cavallo di quei mezzi che aveva Adam, perché Adam era un cavallo anche piuttosto nervoso e quindi a volte impreciso. Direi però che dispone di un soggetto attualmente che è un cavallo grigio, estremamente preciso, veloce, piacevole eccetera, ma purtroppo non credo abbia i mezzi per poter affrontare percorsi impegnativi come Adam, e quindi è sicuramente alla ricerca di un soggetto che gli permetta di coronare la sua carriera di cavaliere, che tra l'altro a mio parere personale merita di ottenere dei successi molto importanti. Vediamo come si comporta Filippo Moyerson. Benissimo, 39,71. Figura al 6° posto della classifica provvisoria, 39,71. Pensate che per soli 36 centesimi di secondo il nostro cavaliere avrebbe potuto addirittura insidiare René Tebbel, che comanda la classifica. D'altronde ci si gioca proprio le prime posizioni in spazi ridottissimi. In circa mezzo secondo troviamo una decina di concorrenti. Ed ora un altro cavaliere italiano, Massimiliano Baroni, in sella a Lisieux-Blinois. La gran parte dei saltatori che vedremo qui a Piazza di Siena, questa è una notazione che riguarda anche tutto il settore dell'ostacolismo mondiale, la gran parte è costituita da castroni, però attenzione perché Lisieux-Blinois è uno stallone, un cavallo intero di 11 anni e il suo ardore questa volta non paga. Infatti c'è già l'errore da parte del binomio italiano. Dunque gli unici 2 cavalieri che potranno insidiare
la vittoria a René Tebbel e Well Done sono Thomas Fruman per l'Austria e Giorgio Nuti per l'Italia. Archibald in sella, Thomas Fruman per l'Austria. Fruman è uno dei migliori cavalieri austriaci, ha 37 anni, ha vinto il suo campionato assoluto nazionale 3 volte e nell'88 si è classificato al secondo posto dietro quel grande maestro che è Ugo Simon. Si dà un gran da fare Thomas Fruman, evidentemente non si è ancora rassegnato alla supremazia del tedesco René Tebbel. Un occhio all'ostacolo, un occhio al cronometro, 32, 33 e 34 al primo posto. Proprio il penultimo concorrente soffia la vittoria al cavaliere tedesco. Dunque Archibald e Thomas Fruman devono guardarsi unicamente da Giorgio Nuti e Green Jewel. Ultimo cavallo per il Barrage. Un po' di suspense dunque, Giorgio Nuti con Green Jewel tenta di dare un dispiacere all'austriaco Thomas Fruman che in classifica provvisoria precede il tedesco René Tebbel, poi Hervé Godignon, quindi Debbie Dolan e Bezzy Patton. Estremo silenzio per sottolineare la prova di Giorgio Nuti. Sarebbe veramente una bella soddisfazione per i colori italiani in questo successo in extremis, e l'atleta azzurro ci crede, vedete quanto si sta impegnando. Brivido al verticale, ora le tavole in giallo e nero, 34-35, un netto che però gli frutta unicamente il quarto posto. Applausi per Giorgio Nuti e per Green Jewel. Dunque possiamo stilare la classifica definitiva. Il premio Comune di Roma, assessorato allo sport categoria a barrage, è stato vinto dall'austriaco Thomas Fruman in sella ad Archibald. Al secondo posto il tedesco occidentale René Tebbel con Well Done. In terza posizione per la Francia Hervé Godignon su Moët Chandon Pampin du Vallon. Poi troviamo due statunitensi, in quarta posizione Debbie Dolan su VIP e in quinta Bezzy Patton su Northern Magic. Però non abbiamo tenuto in considerazione proprio Giorgio Nuti che ha preceduto Northern Magic e dunque figura al quinto posto. Una prestazione più che discreta per Giorgio Nuti, atteso certamente alla prova del fuoco venerdì prossimo in Coppa delle Nazioni. Allora vi ricordo, prima di restituire la linea allo studio, che nella giornata inaugurale della 57esima edizione del concorso ippico di Piazza di Siena il premio delle Azalee categorie a tempo è stato vinto da Hubert Bourdi per la Francia su Milude e Subligny. Poi abbiamo salutato un successo austriaco nel premio Comune di Roma assessorato allo sport, vittoria per Thomas Fruman in sella ad Archibald. Insieme al cavalier Vittorio Orlandi auguro a tutti la più cordiale buonanotte e vi ricordo che l'appuntamento per